Buonasera, buonasera a tutti. Vedo che qui hanno caricato un bellissimo PowerPoint. Intanto ben arrivati e aspetterei 2 minuti le persone che erano fuori lista e che adesso saliranno. Bene, cominciamo. Oggi noi parleremo di un argomento che per me è una ragione di vita e di studio, il costume e la moda. Vicino a me doveva esserci anche il collega Luigi Zanini, che avrebbe dovuto parlare del merletto. Purtroppo un'infausta influenza l'ha bloccato e quindi dovrete ascoltare solo me su questo tema. Innanzitutto l'idea di queste conferenze è nata proprio perché mentre parlavo con il professor De Feo e mentre guardavo questi dipinti, ancora una volta mi facevo forte del fatto che l'abbigliamento è quella chiave di lettura importante e assolutamente determinante per entrare nel mood, diremo oggi, del messaggio che il pittore ha voluto dare, che va ben oltre ovviamente il ritratto. Il ritratto lo abbiamo sentito nelle precedenti conferenze, è un modo rappresentativo, è una scelta simbolica per raccontare una famiglia, per raccontare una storia, per consegnare all'eternità qualcosa di fugace e soprattutto di intellegibile. Ognuno di noi legge in questi dipinti che voi avete visto qualcosa di diverso, perché ognuno di noi è colpito da particolari e anche da aspetti che poi nella totalità danno vita a questa carrellata di volti giovani, vecchi, bambini, donne. Ma guardare un dipinto è per me rimanere assolutamente affascinata dall'abbigliamento, perché quando io feci il primo esame alla scuola della Lisio e poi feci la scuola del Sietà, l'esame era andare in una galleria dove le didascalie erano coperte e raccontare e inquadrare il dipinto dal punto di vista cronologico attraverso l'abbigliamento. Ed effettivamente l'abbigliamento è qualcosa di straordinariamente fantastico e ricco di un backstage che è quasi impensabile. Qui trovate questo ritratto che il mio collega, che oggi non c'è perché mi ha preparato cortesemente il PowerPoint che io vedo ora. Tutta la storia che noi andiamo a raccontare oggi ha un suo inizio. Un inizio che è molto lontano. Maria Antoinette lancia una nuova moda, quella che poi avrà un nome nell'Ottocento. Il capo che lei indosserà, che è e fa parte del patrimonio degli Uffizi, è un abito, un gros de tour con una tournure, cioè con un rigonfiamento nel retro, che va a cambiare assolutamente e ad evolvere quella moda che noi conosciamo e che si declinò nelle varie Andrienne che ovviamente si avvalevano dei panieri e davano ai lati quella struttura che noi tutti ben conosciamo, ed è questa struttura che era contro la fisicità, perché l'underwear, cioè quello che c'era sotto l'abito, dava strutturalmente un'impostazione che io ho sempre definito una coreografia mobile, perché se sei visto sei conosciuto, e essere visto per una donna era assolutamente determinante, perché attraverso la sua visibilità, attraverso il suo farsi conoscere,
passava che cosa? Il farsi sposare, quindi sdoganata socialmente. Ricordo che lo stesso Goldoni nella commedia, una delle più famose, I rustighi veneziani, metterà in bocca alla figlia di uno dei rustighi che era stata redarguita dal padre, che gli ha detto: ma perché sei sempre fuori alla finestra? E lei risponde puntualmente: se nessuno mi vede, nessuno mi piglia. Tanto per entrare in un contesto, perché noi oggi dobbiamo entrare in un mondo che a noi oggi è complesso da capire, ma io cercherò di rendervelo comprensibile e possibilmente di affascinarvi rispetto a qualcosa che per me ha del magico. Quindi Maria Antoinette abbandona le scene lanciando questa moda che poi viene cancellata con un colpo di spugna per un motivo molto preciso. L'abito che vedete qui fa parte e ha una reminiscenza con l'abito stile impero. Perché nasce l'abito stile impero così lontano dall'abito strutturato, così anche cromaticamente diverso? Gli abiti a fine Settecento erano abiti che erano sfarzosi, soprattutto quelli maschili, forse più quelli maschili che per quelli femminili, grazie anche all'utilizzo di tessuti operati che impiegavano non solo cromie seriche diverse, ma anche fili metallici, oro e argento. Voi sapete che l'oro si avvolgeva in un'anima di seta gialla, l'argento in un'anima di seta bianca. Non a caso i battioro che avevamo qua erano a Venezia famosissimi perché permettevano poi a questa pellicola metallica di essere trattata a telaio. Ma se dobbiamo fare un parallelo, l'abito del Settecento era un abito fortemente sostenuto dalla cromia e dalla ricchezza della lavorazione del tessuto stesso, mentre il post-rivoluzione francese si avvale di che cosa? Intanto immette nel mercato dei tessuti che non è più solo seta, ma soprattutto è un abito che strutturalmente è diverso. È strutturalmente diverso perché la nobiltà francese di nome, ma non di fatto, che doveva imporsi socialmente ma anche culturalmente, doveva indossare degli abiti che la connotassero, che fossero riconosciuti, che fossero completamente diversi da quelli indossati da Maria Antoinette, perché ovviamente sarebbe stato abbastanza strano indossare gli abiti di quanti erano stati ghigliottinati e che loro stessi avevano portato alla ghigliottina, ma doveva essere anche uno stile riconosciuto, non così innovativo. E lo stile impero non è altro che un richiamo puntuale, preciso, logico di quegli abiti che si ritrovavano nelle grottesche, quegli abiti che erano legati a un mondo antico, riconosciuto, accreditato, cristallizzato, non faceva paura a nessuno. Una grande operazione di marketing, se voi pensate, perché la nobiltà francese lancia, sostenuta da questo concetto, una moda che durerà non a caso fino al momento in cui c'è il ritorno dell'Ancien Régime. Se voi andate con la mente anche ai dipinti, no? C'è questo passaggio lento ma inesorabile dell'abito sciolto, come lo chiamò in un famoso testo Chiara Bass, che l'abito sciolto dura per il primo decennio dell'Ottocento e punta sui colori soprattutto bianchi, perché il rosso proviene e viene prodotto dal Kermes soprattutto, e la Francia aveva dei grossissimi problemi con Nelson e il Kermes arrivava via mare. Arrivano anche, non a caso, i famosi scialli cashmere che
la moglie di Napoleone, la prima moglie di Napoleone, ricevette in dono dallo stesso Napoleone, e scrisse in un documento che lui gliela mandò come dono dalla campagna d'Egitto, e lei gli scrive: cosa mi hai mandato, una cosa assolutamente inutile. In realtà quello scialle è l'unico elemento che traghetta la moda dal pré-ancien régime al post-ancien régime. Sono questi meravigliosi scialli, pensiamo ai dipinti di queste donne che hanno questi scialli meravigliosi con questo decoro che noi definiamo cashmere, e di cui la Fondazione Antonio di Como ha dei bellissimi esemplari. Io vi consiglio di andare a visitare, a vedere, se siete ovviamente incuriositi. E non a caso l'abito sciolto sparisce, evapora, come era entrato nella scena, sparisce elegantemente, e ritorniamo. L'Ancien Régime cosa fa? Riprende esattamente quell'ultimo abito, quell'ultima divisa che Maria Antoinette lanciò, ed è la famosa tournure, questo rigonfiamento che l'Ottocento poi andrà ad esasperare con il petto a piccione, che va completamente a staccarsi da questi abiti che hanno dato libertà fisica alle donne. Non a caso pensiamo, perché a me non piace parlare solo di moda, ma anche di farvi collegare il momento storico, il momento sociale, che poi ha un riverbero nell'estetica. Cosa succede nella prima metà dell'Ottocento? Succedono tantissime cose per le donne. È un accesso alla letteratura molto più ampio, cominciano a essere pubblicate delle novelle nei periodici. Pensiamo a Jane Austen, un nome per tutte, ma comincia a cambiare un mondo che parla anche al femminile, e che in qualche modo, ed è importante dirlo fin da subito, scompare con l'Ancien Régime. La donna vede uno spiraglio di possibile ruolo intellettuale, un possibile ruolo nella società, ma l'Ancien Régime, cioè questo spartiacque, pone che cosa? Pone la donna nell'ambito familiare e la imbriglia, io dico sempre, dal punto di vista fisico, con queste costrizioni che sono ancora più tremende rispetto all'underwear del Settecento. Non a caso abbiamo proliferare delle tisi. Se ho la cassa toracica che viene imprigionata e fin da piccolissime non riesce a svilupparsi, i polmoni sono anche loro in qualche modo condizionati, e qualsiasi malattia, soprattutto polmonare, ha poi delle ricadute che sono tragiche, e va ricordato anche che la penicillina come l'aspirina arriveranno molto dopo. Pensiamo che l'aspirina e la penicillina entrano in modo prepotente nel mercato dopo la Seconda Guerra Mondiale, praticamente ieri. Quindi queste donne, dicevo, vengono imbrigliate fisicamente da abiti che sono l'esasperazione di una linea sinuosa ad esse, ma soprattutto diventano anche imprigionate dal contesto familiare. Se voi leggete i periodici della seconda metà dell'Ottocento, la donna, la brava donna, è la brava donna di casa che alleva i figli, che segue i figli, e che è ben circoscritta in questo suo ruolo. E la moda come cambia? La moda cambia sia dal punto di vista maschile e sia anche dal punto femminile. Scusate, ecco qui ci sono ancora gli abiti di cui vi parlavo prima, e qui cominciamo ad avere un primo indizio.
l'indizio di come cambia la moda anche dal punto di vista maschile. Con la caduta con la rivoluzione francese, l'uomo abbandonerà i colori. L'uomo del Settecento era un uomo che usava le cromie. Dalla fine del Settecento, dai primi dell'Ottocento, anche se per la donna c'è un momento di assoluta libertà, l'uomo abbandona il rosa, il verde, queste cromie che erano veramente all'ordine del giorno, e comincia ad appropriarsi dei colori che gli saranno propri, che sono i colori del nero, e sono i non colori, il nero, il bianco, il marrone. Si arriva a una rigidità cromatica che gli saranno poi fedeli, queste cromie gli saranno fedeli fino ai giorni nostri. Diciamo che col XXI secolo l'uomo comincia, come moda, a riappropriarsi di uno stile e di una cromia assolutamente molto diversa da quella che venne imposta nell'Ottocento, e rimarrà uguale, mentre la donna, ripeto, aveva questa opportunità di vestirsi, ma soprattutto di subire queste situazioni che non la facilitavano né nel movimento e soprattutto nell'aspetto che noi vediamo raffigurato e rappresentato nei famosi pochoir e nei figurini. Ma cos'è che noi possiamo ammirare e vedere nella famosa mostra che voi avete visto, che è stata curata abilmente dal professor De Feo e dalla collega Barisoni, che spero arriverà presto? Voi vedete donne che nell'abbigliamento non hanno quello sfarzo, hanno una elegante ritrosia nel dimostrare una ricchezza, un ruolo che alla fine, fino al Settecento, era stato affidato. Cos'era l'abito fino al Settecento, fino al 1799? L'abito per una donna era assolutamente il mezzo per comunicare l'appartenenza, un ruolo sociale e soprattutto anche una ricchezza e, come abbiamo detto, un modo per emergere nelle feste o comunque nei momenti sociali, e quindi assurgere ad una libertà, se possiamo chiamarla tale. La donna nell'Ottocento, se voi guardate bene com'è vestita, sono questi petti a piccione, ma i bottoni arrivano fino sotto il collo e abbiamo delle scollature moderatamente, se mi posso permettere, moderatamente pudiche, che certo non si possono paragonare alle scollature che vediamo in un Tiziano o piuttosto che in altri dipinti. Perché? Come mai? I tempi erano cambiati? Le leggi erano cambiate? No, è molto semplice. Una brava donna di casa, una brava donna di famiglia non si espone mai oltre un certo modo. Virtuosa, apparentemente virtuosa. Perché ricordiamo che le scollature o comunque gli abiti che ponevano in evidenza le spalle o comunque il petto erano abiti propri delle demi-monde, o chiamiamo delle violette, che comunque entravano a pieno titolo nella società, erano ben riconoscibili, ma erano sempre visibili e individuabili attraverso che cosa? Alla moda.
Le donne che voi avete visto nei ritratti, e mi perdoni, dottor De Feo, sono leggermente tristine, perché no, perché bisogna, oggi noi cerchiamo anche di cogliere quello che il pittore ci vuole raccontare. Il pittore in realtà non vuole solo trasporre sulla tela una perfetta linea e una perfetta, come dire, rappresentazione delle sembianze, ma se un bravo pittore, e bravi lo sono questi, devono far trasparire attraverso lo sguardo, il gesto, l'abito e i colori anche l'essenza della persona, ovvero quello che non può e che non deve essere detto. Ecco perché la mostra dell'Ottocento è una mostra che va ben oltre a una carrellata di ritratti. Che cos'era l'Ottocento? L'Ottocento era un'epoca di grandi innovazioni, di grandi scoperte a livello ingegneristico, a livello medico. È stato un secolo veramente illuminato da un certo punto di vista, ma ahimè, signori, per la moda, sai che tristezza. Le donne avevano questi busti, e lo voglio dire fino all'orrore, perché noi che siamo le persone che usano le scarpe che respirano, e invece ste poverette avevano queste scarpine e questi busti che le imprigionavano e ben poco potevano né respirare né mangiare. Ecco, noi che viviamo in questa società dobbiamo riscontrare che questo aspetto non va assolutamente, come dire, preso in sottogamba, ma l'uomo che qui vediamo dei ritratti è un uomo che dov'è che riesce a colmare l'eleganza o la raffinatezza che aveva affidato ai merletti nelle scarpe, ai fichus, abbiamo qui degli esempi, Re Sole piuttosto che Carlo I. Nei velluti, l'Ottocento è il secolo del velluto, il velluto monocromo. Non che nel Settecento il velluto non esistesse, ma certo che esisteva, c'erano dei velluti, il velluto ad inferriata, il velluto alto-basso, dei velluti meravigliosi. Noi abbiamo qui dei campionari che sono incredibili e poi si sono tradotti in abiti soprattutto maschili, ma il velluto nell'Ottocento per l'uomo diventa monocromo un elemento quasi imprescindibile. Molte delle giacche sono in velluto e abbiamo questi colletti bianchi e questi elementi che sono anche, vediamo, dei merletti, dopo ne parleremo, che sono quasi una citazione, se vogliamo. Ma guardiamo anche in questo caso questo fantastico connubio. Questa signora che nobildonna, che è con la sua... Ah, scusate, perché voi non la vedete. Eccola qua, perfetto, perché io la vedevo. Eccola qua. Allora, mi avvicino, grazie, perché... Allora, questo è il famoso scialle che nell'Ottocento i francesi riescono a produrre e mettono in ginocchio le manifatture indiane, perché se l'Inghilterra di questi scialli jacquard farà un elemento portante dell'economia e le importava, i francesi, che certo non sono mai stati da meno, producono i jacquard così, addirittura se voi avete in mente ci sono delle sopravvesti di signore che riportano questi disegni jacquard e mettono in ginocchio l'importazione inglese dall'India di questi famosi scialli, quelli che
la famosa moglie, la prima moglie di Napoleone, ebbe modo di criticare così ampiamente. La signora che è vestita da un bellissimo raso, ricordiamo anche che a un certo punto ritorna il cangiante. Il cangiante è il famoso tessuto che già esisteva nel Settecento, che grazie a 2 orditi e 4 trame dà l'effetto di un duplice colore. A seconda della luce tu hai di solito l'impressione che il colore cambi. Questo cangiante che noi conosciamo, che serve nell'Ottocento perché, come dicevo, la monocromia, soprattutto nell'abbigliamento maschile, ma ancor di più nell'abbigliamento femminile, diventa il leitmotiv rispetto a quella moda che invece vedeva dei disegni e delle decorazioni anche geometriche. Questa lady, che ha una scollatura molto pudica, con una struttura, vedete poi questo raso che è molto bello, che il pittore è riuscito a individuare, pone in contrasto quest'abito di questo bambino. Ed è un capitolo molto importante, come si vestivano i bambini. I bambini, sia maschi che femmine, nella borghesia e nell'alta società, avevano per molto tempo un abbigliamento, cioè fino ai 7 anni, un abbigliamento quasi simile. Se io vi chiedessi se quello è un bambino o una bambina, voi non me lo sapreste dire. Se voi avete in mente alcuni dipinti, ci sono questi abiti che hanno queste tuniche, io adesso qui non lo vediamo tutto, ma hanno questa tunichetta con le bracche che vengono fuori, sono le culotte famose, che però erano sia per bambini che per bambine. Che strano. Nel Settecento, già, quando tu avevi 3 anni, ti vestivi a seconda delle indicazioni e del tuo ruolo. Se eri un secondogenito ti facevano vestire da militare o da prete o da frate. Se eri una secondogenita come la monaca di Monza ti facevano vestire come una monaca, o altrimenti se eri già destinato a un matrimonio di un'alleanza commerciale, economico, nobiliare, vestivi già come la mamma. Il primogenito vestiva esattamente in miniatura come il padre. Abbiamo qui uno Zamberlucco infantile che è precisamente la fotocopia del Zamberlucco, ovviamente in più piccolo, dello Zamberlucco maschile. Qui no. Qui si individua già una scelta quasi assessuata di questi bambini che vengono presentati in contesti familiari che poi sono la rappresentazione della famiglia ideale, perché la borghesia, voi dovete pensare cosa voleva rappresentare un ritratto del genere, l'impatto, no, il gesto, lo sguardo che comunque è fiero suo e lei assolutamente soggiogata con queste acconciature che devo dire hanno dell'incredibile, ma delle acconciature noi oggi non parleremo, possiamo solo dire che l'acconciatura dall'epoca di Maria Antoinette, voi sapete, no, che il parrucchiere di Versailles o i parrucchieri di Versailles cominciavano a pettinare le signore, cominciando dalle categorie socialmente più basse fino alle categorie più importanti, e ovviamente si cominciava 2 o 3 giorni prima. Quando eri così acconciata, pensiamo alle acconciature terribili, anche avete in mente l'acconciatura famosa col vascello in testa, dormivi su quelle poltrone che hanno, io le chiamo le ali da elefante, perché ti potevi appoggiare. E quindi quando parliamo di moda non parliamo solo di scegliere un abito, di scegliere un colore. Scegliamo
quello che il momento commerciale ed economico ci propone. E nell'Ottocento accade qualcosa di poco noto. Alla fine dell'Ottocento c'è una gravissima malattia della seta, i bachi muoiono, in realtà è una malattia che colpisce i bachi. Voi sapete che l'Italia era una delle più grandi produttrici di seta. La differenza tra noi e la Cina lascia che la farfalla esca dal bozzolo, quindi si rompe il bozzolo e quindi il filo non è più così lungo rispetto all'Italia, che invece prendeva il bozzolo con ancora la larva dentro e la immergeva nell'acqua calda. Vedi Museo della Seta di Como, dove hai tutte le procedure e dove poi si evince assolutamente che il commercio e la coltivazione del gelso, la ricaduta nella coltivazione e nell'allevamento dei bachi e ovviamente la produzione della seta era qualcosa che ogni famiglia nella campagna aveva, perché si creavano nelle sottotetti questi grandi letti di gelso ed era un'attività che andava da sé. Purtroppo nell'Ottocento c'è questa grande malattia che metterà in ginocchio la produzione della seta, per cui entra in gioco anche il cotone e i velluti cominciano ad essere non solo e non più solo di seta. Poi sussistono anche dei momenti politici e bellici nell'Ottocento che inducono il commercio ad andare verso il cotone, ma in questo momento andiamo oltre perché altrimenti la serata non ci basta. Questa signora che mi pare di conoscere, anche qui vedete scollatura e cos'è? Dov'è che la sartoria si sbizzarrisce? Sulle maniche. Perché in realtà la manica è l'unico elemento creativo. Ricordate che anche le maniche, ancora prima del Settecento, venivano tramandate ed erano presenti nei testamenti. La manica ha una sua storia, bisognerebbe scrivere una volta un libro sulla storia delle maniche, perché alla fine la gonna era sempre molto svasata e il bustino non aveva grandi variazioni. Quello che a noi interessa è che a un certo punto nella moda entra la decorazione, l'applicazione delle perle. Io non so se qui ci sarà una foto, no, ma dovete pensare che molti mantelli, soprattutto per dare una vivacità, una decorazione, proprio perché stranamente il tessuto operato non lo si usa così spesso o così tanto, come abbiamo detto, rispetto a come si faceva nel Settecento. E faccio appello alla vostra memoria a questi scialli questi sono anche degli scialli in velluto che hanno delle decorazioni con queste perline, le perle di conteria. Perle di conteria che nell'Ottocento cominciano ad essere presenti, ricamate e inserite in decorazioni ben precise, in borsette e in scialli. Ma attenzione, se nel Settecento il ricamo viene soppiantato, sostituito dal tessuto operato, il ricamo nell'Ottocento torna. Ma perché torna? Queste povere donne sempre a casa stanno. E lei signora ride, ma è così. E quindi cominciano a emergere quelle famose camicette ricamate che emergevano dai colletti e che poi hanno quei punti dove c'è stato lo sfilato e quindi ci sono applicazioni in merletto e ci sono applicazioni di ricamo. E se voi aveste tempo, voglia di sfogliare i periodici femminili, capireste quanto il mondo
nell'Ottocento, nella moda femminile, ha fatto un balzo indietro rispetto al Settecento. Il Settecento aveva dei periodici molto interessanti e anche fino all'epoca del 1815 erano interessanti sia per le proposte sia anche per l'arguzia di quanto si narrava, si raccontava e dei pettegolezzi che emergevano, detti o non detti, abilmente così, poco espliciti, ma nell'Ottocento i periodici sono dedicati a come ricamare le cuffiette per i bambini, come ricamare le tovaglie, come organizzare un pranzo, come una brava signora si deve comportare e come anche si deve porre, e come è scandaloso che la tal signora o la tal contessa si sia presentata al palco o alla prima teatrale con degli abbigliamenti scostumati. Una parola che a noi fa un po' sorridere, soprattutto dopo Sanremo, consentitemelo. Ma perché scostumati? Ma pensate che addirittura gli inglesi, che nell'Ottocento erano i detentori commerciali, perché ovviamente il denaro vince su tutto, e loro tenevano l'Europa in pugno perché avevano le colonie, avevano il denaro, avevano l'inossidabile Regina Vittoria che rigorosamente vestiva di nero, e le nobildonne inglesi compravano sì gli abiti a Parigi, ma li mettevano l'anno successivo, perché non si sa mai di essere troppo alla moda e di essere un po' troppo. Non che i francesi fossero un po' troppo, per amor del cielo, ma i francesi, dal famoso Colbert e Sole, che cambiò e decretò che la moda sarebbe stata da quel momento solo francese, e lì è un'altra storia, perché sapete che quando Colbert deve rimettere in sesto a favore del suo re uno Stato che aveva le casse completamente vuote, una nobiltà più ricca dello stesso re, decide di fare due cose che secondo me sono fondamentali. Prima di tutto impegnare i nobili nella prima grande Disneyland, che è Versailles, dove loro spendevano, espandevano, e fare un corso di aggiornamento per le manifatture a tutti i livelli. A questo punto, quando i nobili erano stati ben spremuti a livello economico e quando le manifatture come quella di Lione divennero le principali e soprattutto le più aggiornate rispetto a manifatture di tutta Europa, bisognava che tutti comprassero però i prodotti francesi. E cos'è che riesce a fare? Grazie sempre a Versailles, a questa grande Disneyland come la chiamo io, riesce a creare una dinamica tremenda, per cui l'abito che io uso stamattina non lo posso usare oggi pomeriggio e questa sera devo cambiare abito di nuovo, perché comunque dopo a mezzanotte, quando ci sarà un'altra festa, non userò lo stesso abito. Quindi l'abito non deve più essere portato più di una volta, quindi il tessuto non deve durare nel tempo, quindi comincia il consumismo e da quel momento la Francia lancia la moda, e la moda rimarrà nel bene e nel male legata a questo mondo che non a caso metterà in ginocchio l'Inghilterra con, come vi ho detto prima, producendo, grazie ai telai jacquard e alle conquiste dell'epoca, questi grandi scialli. E tutto questo per dirvi alla fine che, aspettate che guardo anche che ore sono, perché io poi non vorrei tediarvi ancora un quarto d'ora. E quindi a questo punto va aperto un altro capitolo, il capitolo del merletto che avrebbe dovuto affrontare il mio collega, che noi vediamo qui abilmente
rappresentato in uno dei dipinti che sono esposti nella mostra. Il merletto nel Settecento ha un suo ruolo, ha una sua ragione d'essere, ha un suo significato economico-sociale. Viene lanciato dalla nobiltà femminile veneziana, diviene protagonista della moda, diventa l'accessorio imprescindibile e quindi la domanda è molto forte rispetto all'offerta. E chi è che produce il merletto? Le donne che nel silenzio della loro casa sostengono economicamente la loro famiglia. Ma perché potevano farlo? Perché rimanevano a casa, era un lavoro che si poteva fare a casa. Chi è che usciva per lavorare? Le prostitute. Quindi la famiglia accettava che la donna aiutasse l'andamento economico proprio perché poteva farlo nel silenzio e poteva contemporaneamente badare a tutte quelle faccende. E capite che quando il merletto scompare e viene abbandonato nel primo decennio dell'Ottocento, è un grave danno economico. È una scelta voluta, ovvio, è una scelta che abbiamo ben capito. Quando si sceglie l'abito sciolto, quando si sceglie l'imprinting che proviene dallo stile greco-romano, io non ho il merletto non esisteva, o comunque non esisteva come poteva esistere nel Settecento. E com'è che rinasce prepotentemente? Non per una necessità, non per una volontà creativa, non per una identificazione di un significato particolare, ma perché la regina Margherita, la prima regina d'Italia, che mi piace ricordare, che ha chiesto a Carducci, l'uomo che era tutto fuorché monarchico, l'uomo con cui si dice poi lei ebbe una calorosa amicizia, lei chiese a Carducci di realizzare il primo dizionario di lingua italiana, perché lei aveva capito che era importante farsi amico chi non lo era. E dopo, da questo primo colloquio, primo confronto, nacque una grande amicizia. Lei non poté essere presente al funerale, alla sepoltura di Carducci, mandò la sua dama di compagnia, che non era la nostra Andriana Marcello, perché la regina Margherita, donna di grande eleganza, che veramente si scandalizzò quando Elena arrivò con un corredo tutto in cotone. Lei, poveretta, lei, sapete che bisognava trovare una donna che riportasse un po' di sangue sano in famiglia Savoia, e scelsero la principessa di Montenegro, la nostra cara Elena, che però montenegrina portò un corredo di cotone che fece inorridire assolutamente Sua Maestà la regina Margherita, che però ben presto, come poi fece anche il suocero di Maria José del Belgio, rifece tutto il corredo della nuora. Ma la regina Margherita, icona di stile e comunque di eleganza, venne sollecitata dalla contessa Andriana Marcello, veneziana, e citata nel Fuoco da D'Annunzio. D'Annunzio userà delle parole molto belle riguardo a questa donna affascinante. E Andrea Marcello le sottolinea che qui a Venezia, nelle isole Pellestrina e Burano, le donne, non potendo più aiutare economicamente le famiglie, creavano anche cioè ricadeva una situazione assolutamente complessa, dove non c'è una circolazione sufficiente di denaro, c'è anche degrado, dove c'è degrado c'è anche sporcizia, dove c'è sporcizia c'è
molto altro. Ci sono malattie, c'è delinquenza e quindi la regina Margherita fa l'unica cosa che poteva fare. Donna intelligente prende e comincia a vestirsi con il merletto, cioè introduce nel suo abbigliamento degli iconici spunti che poi porteranno tutte le donne a indossare il merletto. Il merletto ritorna in auge, rinascono le scuole che non sono più e solamente una fonte di produzione commerciale, ma sono anche una fonte di risanamento sociale. Questo ci tengo a dirlo. Pensate cosa voleva dire per le donne, ma non solo a Burano, a Pellestrina, ma anche in Valsesia, perché poi il merletto proprio si è espanso, ha contaminato molte zone italiane dove proprio serviva il sostegno economico familiare. Cosa voleva dire per queste donne? Arrivare pulite, lavate, in ordine, venivano poi ben addestrate e ben educate e soprattutto avevano questo famoso camice bianco, perché il merletto nasce bianco e quello nero, che è preziosissimo, ma non nasce nero perché viene tinto nel colore dove c'è un elemento che è il piombo, che poi anche provoca la sua delicatezza. Infatti i merletti neri sono molto più rari perché le fibre soggetto di questa tintura sono molto più fragili e subiscono un deterioramento molto più rapido. Quindi questo ci porta a dire che il merletto che noi vediamo indossato, questa signora un po' pensierosa, con queste maniche che si diceva sempre così, era morta, poverina, vedi che ha anche le violette in mano, un ritratto postumo. Sì, ecco, lo so, le violette, però non volevo essere sempre tu sei sempre così drammatico. Cerchiamo di... Sì, ecco, noi la facciamo, tu guarda il merletto, non guardarmi le violette, per piacere, ecco. Okay, cerchiamo già, poveretta. Allora, non distrarmi, che adesso siamo alle ultime battute. Allora, il merletto, noi vediamo che questo merletto è usato nei posti più impensabili, in testa, non lo troviamo solo nelle maniche, negli scialli, lo troviamo dappertutto perché diventa un elemento importante del commercio e soprattutto diventa una forza per l'Italia nell'imporsi anche rispetto alla Francia. La Francia, ricordiamolo, grazie sempre a Colbert, perché noi mandammo le maestre merlettaie in Francia e alcune delle più brave andarono nel convento dove c'era la sorella di Colbert che istruì e fece in modo che anche lì un master molto veloce permettesse alle merlettaie che lavoravano e alle suore che lavoravano lì di aggiornarsi. E il merletto francese diverrà sempre un grande elemento, una spina, possiamo dire, perché riuscì a rinnovarsi nei disegni, riuscì a rinnovarsi anche nella fantasia della composizione. Ma l'Ottocento, e ce lo dimostrano anche tutti i registri degli Expo, il merletto italiano diventa nuovamente protagonista. Addirittura abbiamo delle case reali che commissionarono alla scuola del merletto di Burano non solo la Casa Savoia, che era una committente assolutamente costante della scuola del merletto, ma altre realtà. Quindi io non voglio trattenervi oltre, molte sarebbero le cose che vorrei raccontarvi, ma per me è importante lasciarvi con questo messaggio. D'oggi in poi, quando guardate un dipinto, non soffermatevi solo e solamente sulla didascalia.
Le didascalie a volte non sono proprio così puntuali, non quelle della nostra mostra, ma le didascalie, poi le didascalie le ritroviamo sui cataloghi. Soffermatevi sul particolare, sul tessuto, sugli accessori, perché sono rivelatori e sono estremamente importanti, perché narrano qualcosa che a livello subliminale il pittore ha voluto comunicarci. Grazie. Ovviamente se ci sono delle domande sono qui. Io sono il primo a fare una domanda sul merletto e su una figura di una importante buranese o buranella, ecco, che doveva essere presente in mostra ma non ci hanno prestato il ritratto, Cencia Scarpariola. Ecco, vorrei che due notizie su questo personaggio. Allora, Cencia Scarpariola, il personaggio. Cencia Scarpariola è l'ultima merlettaia che era rimasta nell'isola di Burano. È colei a cui è dedicata una via a Burano, quella si scende, si gira sulla sinistra, ed è colei che, anzianissima, firma con una X lo potremmo chiamare un contratto con questa scuola che si viene a creare nella residenza della Adriana Marcello, infatti dove adesso c'è il Museo del Merletto di Burano c'era la scuola del Merletto e in origine era un edificio, una residenza della famiglia Marcello del Maino, e l'Adriana Marcello, attraverso anche chiamiamo gli esponenti di spicco del mondo amministrativo dell'epoca, fondò questa scuola gestita dalle suore, e ad insegnare il merletto, i punti, tra cui punto rosa, ci fu Cencia Scarpariola, che dicono fosse addirittura quasi cieca, ma però riuscì ad essere in grado, riuscì a passare il testimone. Ed è per me è una testimonianza importantissima, perché io dico sempre, anche se nessuno mi crede, che le arti ci sopravviveranno, perché lei è stata presa last minute proprio per i capelli e grazie a lei il merletto ad ago, che è molto più difficile del merletto a fuselli, perché la Cencia era una merlettaia ad ago, e c'è anche da dire una cosa, che il merletto a fuselli ha una sua storia ed è molto, anche a oggi, molto più diffuso rispetto al merletto ad ago. Il merletto a fuselli si avvale dei fuselli che si intrecciano, anche dei designer che creano degli appositi modelli per loro. Il merletto ad ago è molto difficile. Addirittura quando io chiesi a una merlettaia russa perché in Russia e comunque dopo gli Urali non si facesse più il merletto ad ago ma si facesse solo il merletto a fuselli, mi disse: ah sì, ma il merletto ad ago è molto difficile. Ci sono tanti punti e è necessario un esercizio costante, quasi come per un pianista, ci vuole un esercizio quotidiano per arrivare a quella precisione nella realizzazione dei punti. Quando a Doretta d'Avanzopoli, che io amo sempre ricordare, che è stata la mia insegnante, una grande studiosa, le dissero: ma merletti che si facevano all'epoca si possono fare oggi? Lei disse no, ma non perché non ci siano brave merlettaie, ma perché prima avevamo uno stuolo di persone che lavoravano 10 ore al giorno, che realizzavano sempre gli stessi punti perché si perfezionavano su quei punti, e quindi la ripetizione, il costante esercizio portava a una perfezione che oggi non è più consentita, prima di tutto per i costi e soprattutto anche perché i tempi di realizzazione sono
limitativi rispetto anche a una compravendita. Lord Brummel, l'ispiratore di Re Giorgio d'Inghilterra, l'uomo più indebitato d'Inghilterra è l'uomo più elegante, che decretò che cosa? Soprattutto un'eleganza di forma e di stile, cioè a livello sartoriale Lord Brummel è un'icona. Non abbiamo parlato della sartoria. La sartoria nell'Ottocento è importante perché nel Settecento, anzi prima, il sarto è uomo, il ricamatore è uomo. Poi piano a piano entrano le donne in questo lavoro, ma è un confezionare sulla figura, cioè ad personam, l'abito. Non abbiamo una serialità. Nell'Ottocento nasce non tanto una serialità, ma una borghesia che si rifà a dei modelli iconici che diventano poi anche materia di studio, di sviluppo e di produzione di quelle sartorie che soprattutto in Francia e poi in Inghilterra diventano luoghi di produzione che poi avranno nel futurissimo quel luogo che divenne luogo ideale di Chanel piuttosto che altre sartorie. Ma la sartoria che cos'è? Voi avete mai pensato che il taglio il giromanica, la Pence, le Pence sono state inventate da Dior. Il giromanica è una conquista incredibile. Come dico sempre, l'uomo nel Settecento si toglieva la marsina per duellare, non tanto perché aveva paura di romperla o di macchiarla, perché più di così non poteva fare. Se voi vedete la struttura di questi abiti, è incredibile. Vedete poi come mano a mano ci sono delle conquiste, e quando noi parlavamo di abiti femminili, noi abbiamo sempre sottolineato che erano abiti strutturatissimi che non davano libertà alla donna. E quando è che a livello sartoriale noi cominciamo ad avere l'abito che non vuol dire l'abito della contessa, lo abbiamo con Worth, che a fine Ottocento porta per primo a identificare i suoi abiti con l'etichetta. L'etichetta, infatti, dalla Bella Otero piuttosto che cominciano a dire: tu che abiti indossi? Ah, indosso l'abito di Worth. Prima di Worth non c'è un abito che si identifica con uno stilista. Non abbiamo un abito che si identifica come oggi vesti Armani piuttosto che vesti Versace. Anche queste sono dei passaggi importantissimi. Se Maria Antoinette lanciava la moda, se poi la regina Margherita la sosteneva e faceva della moda un momento e un modus operandi per sostenere l'economia, cosa che non è cambiata. La principessa Catherine Middleton, che non più Kate da quando vuole essere chiamata così, lei il vestito da sposa è stato realizzato, aveva il merletto, tanto per rimanere in tema, realizzato da merlettaie inglesi, merletto inglese. Guardate che cioè le figure di riferimento hanno l'obbligo e il dovere anche di rappresentare le produzioni che sono legate al loro luogo d'origine. Ed è molto interessante, poi argomenti ce ne sarebbero, per tornare al tema di Lord Brummel, che Lord Brummel ha portato soprattutto nelle brache delle soluzioni sartoriali che erano eleganti e soprattutto mettevano in evidenza il fisico maschile non più attraverso la cromia ma attraverso il taglio. Adesso noi non siamo più abituati, ma
una volta si diceva: guarda quel cappotto, ha un bellissimo taglio, ti cade bene. E guardate che a livello sartoriale quelle conquiste che noi adesso diamo per scontate, come la giacca del nostro De Feo, sono delle vere conquiste che sono nate da necessità e sono nate soprattutto per dare una rilevanza e una peculiarità all'abito stesso, che non si avvaleva più per distinguersi solo del tessuto. Se non ci sono altre domande, ringrazio intanto la dottoressa Squarcina, che è la direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici, che ci ha dato questa lezione interessantissima e questa carrellata complessa di un secolo, ed è riuscita a farne una sintesi non facile considerando il lungo periodo, ed è riuscire a dare anche degli stimoli di riflessione da approfondire anche a casa, perché quanto ci ha detto suggerisce tutta una serie di stimoli, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, ma credo che a chiunque è qua è perché è interessato e affascinato non solo all'arte ma anche alla storia, alla moda, all'abbigliamento e a tutto quello che lei ha detto. Quindi vi ringrazio lei per primo e vi aspettiamo la settimana prossima per un'altra conferenza molto interessante legata invece agli interni borghesi, alla questione del mobilio e degli interni che si vedono sui quadri. Arrivederci, grazie.